Questo servizio è offerto da FDL Studio, soluzioni web per la tua azienda. Il professor J.T. Lees insegna storia all'Università del Northern Iowa dal 1987, più o meno l'anno in cui sono nati molti dei suoi attuali studenti. Per i migliori tra questi ha messo a punto un Honors Program che prevede un tipo di insegnamento che esce dalle mura accademiche. Quest'anno il tema del programma riguarda i luoghi sacri. Dunque, quale paese al mondo se non l'Italia per visitare tali luoghi? This course, my course, is though just for honors students, and it is called Sacred Space. And it's easy to do in Italy because all Italy is sacred space. But this relationship with Montagnana is really special, and it's because of Alessandra, who linked us together, and I really hope that this connection, not just with my university, but with Iowa and with the town where I'm coming from, Cedar Falls, and other towns nearby. I already have plans to get Montagnana connected with other places in Iowa. So I hope that we can really build on this, make something exciting out of it. Venerdì 21 maggio, dunque, i ragazzi dell'Iowa Northern University sono stati accolti nel cortile antico del castello di San Zeno dal vice sindaco Loris Bombonati. Noi siamo sempre ben disponibili verso gli ospiti, soprattutto ospiti illustri. Questa visita è stata anche grazie a opera della Regione e della provincia di Padova, quindi dobbiamo ringraziare anche chi è più in alto di noi. E dall'assessore alla promozione di eventi per i giovani, Marco Favero. L'iniziativa prende il via da un gemellaggio tra l'Università dell'Iowa degli Stati Uniti e la Regione del Veneto. La provincia di Padova in tutto ciò svolge una funzione di coordinamento. Una rappresentanza di studenti americani venne qui in Veneto e a Padova l'anno scorso. La fortuna nostra fu che il loro rappresentante, un loro insegnante, ebbe modo di vedere Montagnana e ne è rimasto affascinato. Di qui l'idea di accompagnare per quest'anno i ragazzi a Montagnana. Quindi, diversamente dall'anno scorso, dove facevano distanza a Padova e poi si spostavano sulle varie realtà, per quest'anno hanno deciso di immergersi in una realtà medievale a tutti gli effetti, per poi spostarsi di volta in volta in quelle che sono le città tipo Padova, Vicenza, Verona, Venezia, la visita alle ville palladiane. Per noi è motivo di vanto. Sono arrivati oggi e hanno subito avuto la fortuna di entrare in uno dei luoghi che forse è tra i più segreti della città, cortile antico del castello, che non è ad ora aperto al pubblico, e di assaggiare subito la prelibatezza che è il prosciutto di Montagnana. Pernotteranno per i prossimi 10 giorni nel castello di Porta Legnago, in attesa di scoprire i luoghi sacri di Montagnana e dintorni. 1, 2, 3. Ciao!